Buon pomeriggio dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Oggi a Trieste, dunque prima riunione del neoeletto Consiglio regionale che ha un nuovo presidente. Come previsto è Franco Jacob del Partito Democratico che dopo l'elezione ha tracciato le linee guida politiche dell'Assemblea. Vediamo se è pronto il primo servizio di Francesca Vigori. Poche leggi, sostegno al mondo del lavoro, riforme profonde, recupero della fiducia dei cittadini. I cardini della prossima attività del nuovo Consiglio regionale sono necessariamente legati alla situazione contingente. Il nuovo Presidente del Consiglio, Franco Jacob, lo ha sottolineato nel suo discorso immediatamente dopo l'elezione, avvenuta nel corso della prima seduta dell'11ª legislatura, affermando come la buona politica oggi debba essere servizio e speranza. Eletto alla prima votazione con 30 voti e 18 schede bianche, un voto è andato a Deborah Serracchiani, ha raccolto dunque anche la fiducia di qualche consigliere delle forze di opposizione, essendo la maggioranza rappresentata da 27 seggi. Un impegno trasparente, un impegno condiviso nel Consiglio per affrontare quegli argomenti che abbiamo sottolineato: lavoro, politiche per i giovani, costi della politica, trasparenza dell'attività amministrativa, riduzione dei costi e riforme poi delle istituzioni. Un altro impegno è quello della riduzione del numero delle leggi che saranno prodotte. Non possiamo operare con continue modifiche di interventi sulla legislazione esistente, andando ulteriormente ad ampliare strumenti legislativi che diventano di fatto quasi illeggibili. Dobbiamo cercare di riprendere in mano il tema delle testi unici e quindi poche leggi che siano chiare e che siano semplici e soprattutto una riduzione della burocrazia originata poi dalle leggi stesse. La seduta era stata aperta dal consigliere anziano Rotelli del PD, successivamente il giuramento dei 49 consiglieri, di cui 5 hanno scelto di pronunciare la formula di rito anche in friulano, 2 anche in sloveno. Da registrare l'insoddisfazione del Movimento 5 Stelle rappresentato da 5 consiglieri che non ha ottenuto una rappresentanza nell'ufficio di presidenza, dove sono stati eletti il pordenonese Gerolin del PD, il triestino Edera dei Cittadini, l'udinese Violino della Lega e il triestino Marini del PDL. Vicepresidenti dell'Assemblea sono stati eletti Gabrovec dell'Unione Slovena e Carnielutti del PDL.